È tempo di ripercorrere questo 2021, il prefetto incontra la stampa, tante le iniziative alla caserma dei Carabinieri a Fontanelle, a Naro al Pagliarelli di Palermo. Sequestrata casa di riposo a Porto Empedocle, arrestato tra i boschi un 45enne, era scappato dai domiciliari a Licata 3 mesi fa. Dall'Ars 1 milione di euro per Ravanusa, il sindaco di Agrigento batte i pugni sul tavolo dell'AICA, l'assessore della città dei Templi, tutto lo mondo presenta lettera di dimissioni. Variante Omicron, una nuova fase della pandemia, Sicilia verso la zona gialla, superati 2 parametri su 3 per il cambio di colore. I disabili in sella alle motociclette, Motorlife regala sorrisi a Villa Bonfiglio, calcio Serie D, Licata sale in sesta posizione, Eccellenza, l'Acragas ricarica le batterie per la sfida contro Sciacca. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi appuntamento in prefettura per La Stampa. La più alta carica governativa in provincia traccia un bilancio di questo 2021. Il nostro direttore Arturo Cantella. Prefetto, un consuntivo di fine anno con l'augurio di Natale, sono stati tanti gli argomenti che lei ha trattato, se brevemente ce li descrive. È un anno complesso, difficile, ma anche dal mio punto di vista un anno che ha costituito un'esperienza straordinaria, perché la condivisione tra i diversi soggetti, i diversi livelli di governo, la collaborazione dei sindaci, il lavoro enorme delle forze di polizia e ora purtroppo anche il lavoro di soggetti che sono intervenuti in occasione di questi ultimi eventi tragici, mi dà l'idea della grande forza, della grande sinergia che c'è in questa provincia. Quindi io non posso che ringraziare veramente tutti, non nomino nessuno, ma tutti quelli che contribuiscono a collaborare, a lavorare insieme per il bene di questa comunità. Il tema principale purtroppo rimane la gestione della pandemia, che sta vivendo una fase molto delicata e quindi bisogna insistere sui controlli, bisogna insistere sul senso di responsabilità delle persone, che nella maggior parte dei casi c'è stato e ci continua ad essere. Altro tema che ho trattato è stato quello delle alluvioni che hanno colpito il nostro paese, la nostra provincia, con danni veramente enormi per decine di famiglie. Altro tema, ovviamente, quello che rimane un po' una costante, è stato la gestione del fenomeno migratorio, che quest'anno sta sfiorando i 35.000 arrivi. Però anche questo gestito con grande anche professionalità da parte di tutti i soggetti impegnati, consentendo di accogliere queste persone in assoluta sicurezza sanitaria per loro e per i cittadini della provincia. E poi non ho potuto che fare un cenno ai recentissimi eventi di Ravanusa e da ultimo di Palma di Montechiaro, che sono una ferita profonda in questa nostra comunità. Anche in quell'occasione io però devo dire veramente un grazie a tutti quelli che hanno lavorato senza sosta per far sì che intanto sono state salvate 2 persone, forse questa è una notizia che tante volte è passata in secondo piano di fronte alla tragedia delle altre 9 vittime, che sono state però recuperate anche in tempi brevi, quindi un grandissimo lavoro di squadra, di forze dell'ordine, di vigili del fuoco, di protezione civile, provinciale, regionale, e di Croce Rossa, dell'amministrazione comunale e anche in generale anche di tutti i sindaci che hanno veramente condiviso con la comunità di Ravanusa questo momento di grandissimo dolore. Un ringraziamento particolare va sicuramente all'ASP e al 118 per il lavoro spesso silenzioso che svolge ogni giorno e che continua a svolgere anche in queste ore, perché purtroppo si profila un fine anno non semplice anche dal punto di vista dell'allestimento delle strutture sanitarie. Quindi
Poi ho ringraziato anche voi, se mi consentite, lo dico anche in questa brevissima sintesi. Grazie per il lavoro veramente che fate, io vi sento molto vicini e partecipe a volte anche delle mie difficoltà, però ricordiamoci che questa è una provincia per certi versi sorprendente, che più ci sto più mi affascina e ovviamente più mi sento legata, perché ho veramente toccato con mano questa bella sinergia, questa condivisione, questo lavoro, grande lavoro di squadra che ogni giorno mi consente di raggiungere qualche piccolo risultato, sempre ovviamente per il bene di questa comunità. Anche la caserma dei Carabinieri di Agrigento Biagio Pistone ha il suo presepe, a realizzarlo l'artista Roberto Vanadia. Il comando dei Carabinieri apre così le porte della sua sede e oggi anche il taglio ufficiale della torta realizzata da Giovanni Mangione, offerta ai presenti e recapitata al carcere di Agrigento. Vediamo. Comandante, oggi gli auguri di Natale e anche l'inaugurazione del presepe con la torta. Sì, oggi abbiamo aperto la nostra caserma grazie a due eccellenze agrigentine, Vanadia e Mangione, un artista del presepe, un artista della rappresentazione natalizia e un artista delle torte. È un momento difficile quello che stiamo attraversando, un momento complicato, i nostri cuori sono affranti e distrutti. Noi abbiamo comunque l'obbligo di garantire a tutti un santo e sereno Natale, per cui ci saremo anche in questi giorni per strada affinché tutto vada bene. Voi siete stati presenti in questo periodo sulla tragedia di Ravanusa, un esempio sicuramente incommiabile, attivo e fattivo di grande operosità nel territorio. La tragedia di Ravanusa ci ha toccato davvero tanto, abbiamo cercato di esprimere il massimo proprio per essere vicini alla popolazione, dare un segnale forte, un segnale di non abbandono, un segnale che le istituzioni esistono e che continueranno a esistere fino a quando ci sarà bisogno. Giovanni Mangione, anche la torta fatta in collaborazione con i ragazzi dell'associazione. Sì, oggi siamo stati invitati dal colonnello Stingo, anzi ringraziamo a lui per averci coinvolto in questa bellissima iniziativa. L'iniziativa dove anche i ragazzi sono divertiti a costruire questo bellissimo presepe tutto commestibile, una torta circa da 200 kg in cui siamo qua presenti per augurare il buon Natale anche a tutti. Come vedete la torta è tutta fatta con delle casette di cioccolato, abbiamo usato anche delle pasta di biscotto, personaggi fatti anche di pastigliaggio, zucchero caramellato, comunque tutto quello che riguarda la pasticceria. E comunque ora siamo qua che aspettiamo il taglio del prefetto e poi la distribuiamo a tutti. Allora, un'esperienza positiva, ti è piaciuta? Bellissimo. Cosa hai fatto tu? Cosa hai lavorato in particolare? Io ho sistemato maialini, paperelle, recinti. Un impegno notevole oggi che ha visto coinvolto anche i ragazzi dell'associazione? Sì, abbiamo accolto l'invito di Giovanni e del Comando Provinciale a partecipare a questa manifestazione e dare un messaggio di integrazione anche in questa occasione, in questo Natale. Roberto, allora parliamo di questo presepe che avete fatto qui presso la caserma dei Carabinieri. È una cosa, diciamo, un'esperienza straordinaria perché è esperienza di famiglia, al di là del fatto artistico. Il presepe è stato accolto in caserma così come si può accogliere una famiglia, veramente ho potuto sperimentare il calore, l'accoglienza, non soltanto a me riservato all'opera, ma l'accoglienza dell'Arma dei Carabinieri verso la città. Molti sono i visitatori che quotidianamente si recano proprio per visitare l'opera, ma nello stesso tempo vengono accolti proprio in caserma. È uno spirito natalizio ritrovato e rinnovato all'interno della caserma dei Carabinieri del Comando Provinciale e di questo dobbiamo sicuramente essere grati all'Arma come cittadini.
Aria natalizia a Fontanelle, quartiere di Agrigento, tanti gli appuntamenti anche in parrocchia. Eugenio Cairone. È stata una vigilia di Natale ricca di appuntamenti per la parrocchia San Nicola di Fontanelle guidata da Don Andrea Militello. Tanti i momenti che hanno visto catechisti e ragazzi impegnati tra novene e attività varie. Dopo la festa in onore del patrono San Nicola, il 6 dicembre, si festeggerà l'Epifania con l'arrivo dei Maggi. Tra gli appuntamenti in parrocchia, la festa dei mestieri, organizzata in collaborazione con il comitato di quartiere Fontanelle Insieme. La casa di Babbo Natale è stato l'appuntamento che ha consentito di scoprire la storia di San Nicola, la cui figura ha dato origine proprio alla tradizione di Babbo Natale. Sono stati i catechisti a spiegare ai ragazzi chi è stato San Nicola, uno dei santi più popolari del cristianesimo, protettore specialmente dei bambini, oltre che dei marinai. Sono decine in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, le chiese a lui dedicate e sono tantissime le località in Europa delle quali San Nicola è il patrono. Anche il quartiere agrigentino di Fontanelle gode della protezione del santo. Tornando agli appuntamenti per il Natale in parrocchia, dal 14 dicembre è aperta una mostra dei presepi realizzati dai ragazzi del quartiere. Anche questa una bella iniziativa. Nella lettera ai parrocchiani, il parroco Don Andrea ha scritto che ognuno deve fare la sua parte e ognuno è chiamato a dare risposta dopo aver ascoltato, riflettuto e meditato sul proprio sentirsi ed essere parte di una comunità. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, dà ai detenuti del carcere Pagliarelli occasione per celebrare una messa in preparazione del Natale. Vediamo. Auguri di buon Natale! Alla presenza del Vescovo di Palermo e delle alte cariche istituzionali è stata celebrata la Santa Messa natalizia all'interno dell'Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo. Vi hanno partecipato, oltre al personale di Polizia Penitenziaria, e detenuti comuni. Al termine il Vescovo ha incontrato i detenuti dell'alta sicurezza per un momento di preghiera e lo scambio di auguri. Questa presenza l'ho ricordato anche durante la celebrazione dell'Eucaristia. La presenza del Vescovo è la presenza che assicura che questo è un luogo dove si concentra la presenza stessa del Signore, che ha detto: ero prigioniero, ero carcerato e siete venuti a trovarmi. E ho detto loro che questo deve essere una grande forza, la presenza del Signore, perché quando subentra il Signore nella nostra vita, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, anche chi è sterile diventa fecondo. Abbiamo visto la figura di Anna e di Elisabetta, ed è questo l'augurio che faccio per questo Natale. Più il Signore entra nella loro vita, più saranno veramente nella situazione di una pienezza di libertà che non coinciderà solamente con la fuoriuscita dal carcere. Mi ha voluto incontrare e salutare ad uno questa mattina, abbiamo visto questa proprio vicinanza della Chiesa. Sì, avrei voluto farlo proprio fisicamente, ma ho potuto solo attraversare i corridoi, ma ogni volta prima di questa pandemia per me era importante anche far sentire questa vicinanza dei corpi, perché in questa vicinanza potessero cogliere l'affetto del Vescovo, ma come rimando anche al grande amore che il Signore ha per ciascuno di loro, per ciascuna di loro. Oggi è una giornata molto importante perché la presenza del Vescovo è la presenza, della Chiesa, dell'amore di Dio per tutti, anche per le persone che hanno sbagliato e anche per quelli che lavorano dentro il carcere, che fanno quindi un lavoro difficile. E poi anche la presenza del sindaco significa che comunque il carcere fa parte a pieno titolo della cittadinanza, quindi è una giornata importante, una giornata di preghiera ma anche di vicinanza a chi è dentro. Natale per tutti, è la conferma che Pagliarelli e Palermo e Pagliarelli viviamo insieme come comunità
di uomini e di donne viviamo insieme questo tempo di Natale, un tempo di Natale che ci porta a riflettere sulla condizione certamente pesante in cui vivono i detenuti e anche coloro che con loro sono chiamati a vivere per ragioni di servizio, e il pensiero di gratitudine e di incoraggiamento va a tutti, convinti come siamo che questa realtà può essere, come cerca di essere, un punto di riferimento positivo tra tante difficoltà e nonostante tante lacune. A nome personale e a nome dell'intera città di Palermo, gli auguri più affettuosi di un sereno Natale a quanti in questa struttura vivono ogni giorno, da detenuti o da personale addetto alla sicurezza della struttura. Auguri anche ai vostri familiari che in questi giorni sono lontani da voi, ma che meritano certamente tutta l'attenzione da parte dell'intera città. E a Naro sbarca il presepe dell'accoglienza. Nella giornata di ieri, con una di quelle magie che solo nel periodo di Natale possono accadere, a Naro si è riusciti a portare il mare e il mare ha portato con sé una barca, non una barca qualsiasi, ma una barca che, come uno scrigno anch'esso magico, ha visto trasformarsi a bordo di sé il dolore in gioia, la prigionia in libertà, lo sconforto in speranza, la tempesta in quiete, il buio in luce. Compiuta la sua magia e non più in grado di navigare, giaceva in fondo a un cantiere in attesa di essere demolita, ma ecco che con un'altra magia di quelle che solo a Natale possono accadere, questa barca ha ripreso il suo viaggio, sebbene non più per un mare fatto di acqua salata, ed è approdata nella nostra gloriosa, nobile città di Naro. E in questa altrettanto magica cornice è pronta a ospitare a bordo di sé il migrante per antonomasia, il bambinello per definizione, costretto alla fuga mentre si trovava ancora nel ventre di sua madre per sfuggire al terrore del suo tempo, costituito dal progetto stagista di un tale Erode. La sola differenza con i migranti di oggi è che egli è colui che viene non per salvarsi, ma per salvarci. Ed a quanto pare è persino disposto a raggiungere una montagna in barca per saggiare l'ospitalità di una comunità e ricordare ad essa che chi è chiuso dell'accoglienza, chi è duro di cuore, chi non prova compassione, non può definirsi cristiano. E per il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ieri abbiamo vissuto un momento molto emozionante e di riflessione in coincidenza dell'inaugurazione del presepe dell'accoglienza, un presepe realizzato con un barchino che ha fatto davvero la traversata con materiali da riciclo, un presepe realizzato dai ragazzi della cooperativa Grande Famiglia. Per il sindaco di Naro fa un invito a riflettere tutti sull'importanza dell'accoglienza. Accogliere, afferma Maria Grazia Brandara, significa dare un'opportunità, significa dare anche fiducia. Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove dopo i 4 approdi di ieri che hanno condotto sull'isola 196 migranti, nella notte appena trascorsa sull'isola sono approdate altre 119 persone che viaggiavano a bordo di 3 diverse imbarcazioni. Sulla prima, intercettata a 5 miglia dalla terraferma da una motovedetta della Guardia di Finanza, si trovavano 29 persone di origine subsahariana. Su un gommone intercettato a 37 miglia da Lampedusa dalla Guardia Costiera si trovavano 36 persone, anche in questo caso di prevalenza subsahariana. Sulla terza imbarcazione infine viaggiavano 54 migranti subsahariani, tra loro anche donne e bambini. Sale così a 340 il numero di persone approdate sulla maggiore delle Pelagie nelle ultime 36 ore. All'hotspot di Contrada Imbriacola al momento vi sono 370 persone a fronte dei 250 posti disponibili. Non sono previsti trasferimenti su navi di linea o nave quarantena. La Guardia di Finanza ha sequestrato una casa di riposo per anziani abusiva a Porto Empedocle perché sprovvista delle autorizzazioni amministrative e sanitarie. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. La Guardia di Finanza, tenenza di Porto Empedocle, ha sottoposto a sequestro
lo scorso 4 novembre una casa di riposo per anziani detenuta abusiva in quanto priva delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. In particolare i finanzieri della Guardia di Finanza, aiutati dai funzionari dell'ASP di Agrigento, hanno riscontrato gravi inadempienze autorizzative da parte della ditta che gestiva la struttura, con specifico riferimento alla mancata iscrizione all'albo regionale degli enti privati di assistenza, gestiti anche ai fini di lucro. Inoltre la residenza per anziani, che all'atto dell'intervento ospitava 18 persone, è risultata sovraffollata rispetto alla sua capacità alloggiativa, definita in base alle norme che prevedono appositi standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché carente delle specifiche figure professionali, sociali e sanitarie necessarie per l'assistenza degli anziani ospiti, alcuni dei quali non autosufficienti. Pertanto la casa alloggio Empedoclina è stata sottoposta al sequestro e 18 ospiti sono stati affidati ai familiari. Il relativo sequestro d'urgenza è stato confermato con provvedimento del GP di Agrigento, dottor Francesco Provenzano, lo scorso 13 dicembre 2021. Ai titolari, gli agrigentini GML e GG, sono state condotte penalmente rilevanti connesse all'esercizio abusivo dell'attività, inadempienza alle prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie, nonché alle somministrazioni irregolari di farmaci, considerato che nella struttura sono anche state rinvenute alcune decine di confezioni di medicinali scaduti. In atto sono in corso approfondimenti sulla posizione fiscale della ditta e sugli adempimenti in tema di lavoro dei dipendenti e della struttura. La posizione degli indagati empedoclini sarà valutata dalla competente Procura della Repubblica di Agrigento nel proseguo delle indagini preliminari. Aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere stato raggiunto da una condanna definitiva a 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati inerenti ad armi e patrimonio. Gli agenti della squadra mobile di Agrigento, guidati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, hanno arrestato un 45enne catanese al termine di un'attività investigativa che ha permesso di individuare il soggetto in un bosco ai piedi dell'Etna. I poliziotti della mobile lo hanno sorpreso all'alba in località Piedimonte Etneo. L'uomo era evaso da Licata, dove si trovava il regime di arresti domiciliari, rendendosi irreperibile. I primi giorni del mese era riuscito a sfuggire ad un posto di controllo in provincia di Ragusa, riuscendo a far perdere ancora una volta le proprie tracce. Dopo questo episodio, la squadra mobile di Agrigento ha avviato una serrata attività investigativa che ha permesso di monitorare il 45enne fino alla cattura avvenuta la scorsa notte. Insieme a lui anche una donna che è stata denunciata per procurata in osservanza di pena. Il 45enne è stato arrestato ed è stato associato presso la competente casa circondariale. La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di Pietro Monreale, imputato dell'omicidio della fidanzata Roberta Siragusa, di 17 anni, uccisa a Caccamo lo scorso 24 gennaio. Monreale, 19 anni, risponderà di omicidio volontario e di occultamento di cadavere, con l'aggravante di aver commesso il reato contro la persona a lui legata da relazione affettiva, di averlo commesso con premeditazione e di aver agito con crudeltà. L'udienza è fissata il prossimo 5 gennaio. Strage di Ravanusa, dall'ARS €1 milione al comune. Arturo Cantella. L'Assemblea regionale siciliana dà il sì dell'Aula per €1 milione a Ravanusa. Ieri sera, nel corso della seduta dedicata alle variazioni di bilancio, infatti, al fine di fronteggiare l'emergenza seguita alla drammatica esplosione del piccolo comune agrigentino che ha causato la morte di 9 persone, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che autorizza la spesa di €1 milione a favore del comune di Ravanusa. A margine della seduta sono arrivate le dichiarazioni dell'onorevole di Ravanusa Giusy Savarino, prima firmataria dell'emendamento presentato sulla variazione di bilancio. La Savarino ringrazia il governo Musumeci e i colleghi parlamentari per la sensibilità dimostrata nell'avere voluto dare un segnale immediato alla comunità di Ravanusa,
con un finanziamento da 1 milione di euro introdotto nel primo strumento normativo utile, una somma per la Savarino che non restituirà la vita alle vittime di questa tragedia, ma che costituisce sicuramente il primo tassello per ricostruire l'anima ferita della mia comunità. E in seguito alla tragedia verificatosi lo scorso 11 dicembre a Ravanusa, che è stata danneggiata dall'esplosione, anche la scuola che si trova nelle vicinanze. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Manzoni. Alla luce dei dati grandi, la dirigente scolastica, attraverso una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi, con l'obiettivo di ricevere l'aiuto necessario per garantire agli studenti per riprendere le pressioni di presenza. La dirigente Marilena Giglia infatti scrive: un'esplosione, un boato, macerie, vetri rotti, detriti, urla, odore acre di bruciato. Non è il trailer di un film horror, ma è la storia vera, una storia fatta di volti, di un quartiere, di una scuola che si affaccia sull'area del disastro, di un paese che si abbraccia in un momento così terribile e pieno di dolore. La dirigente scolastica continua dicendo: la nostra scuola, l'unica a Ravanusa, ha bisogno di un sostegno, ha bisogno di ripartire, rialzarsi. Ecco perché vi chiedo aiuto, vi chiedo di non abbandonarci. L'informazione abbia sempre a cuore l'umanità di una comunità distrutta. Gli alunni sono già provati da una didattica a distanza, i bambini e gli adolescenti si erano appena riappropriati dei loro spazi educativi scolastici, così come quelli ricreativi e sportivi. La tragedia, continua la dirigente scolastica, dell'11 dicembre segna le anime di questi ragazzi e soprattutto dei più deboli. Aiutateci sostenendoci per fare in modo che i ragazzi e i bambini possano ritornare nella loro scuola dal colore blu come il cielo insieme ai propri compagni per poter raccontare e raccontarsi. Dopo l'appello della preside, il ministro dell'istruzione ha promesso di essere presente per la riapertura del plesso, rinnovando la sua vicinanza alla comunità di Ravanusa. L'assessore comunale di Agrigento Gianni Tuttolomondo, con delega alle politiche di governo, pianificazione urbanistica, gestione del territorio, smart city, abbattimento barriere architettoniche, centro storico, rigenerazione urbana e azienda urbana, ha presentato una lettera di dimissioni al sindaco Franco Miccichè. Le mie motivazioni sono soprattutto legate, ha scritto nella lettera, alla sempre maggiore difficoltà nel coniugare l'incarico pubblico di grande responsabilità con le mie condizioni di salute. L'incarico prestigioso che mi è stato conferito ha avuto com'è nel mio modus la priorità assoluta sulla mia vita personale e familiare, in piena coerenza con quanto ritengo doveroso. E il sindaco di Agrigento Franco Miccichè batte i pugni sul tavolo dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Vediamo. Mi sento in dovere di darvi notizie per quanto riguarda la problematica AICA. Avevo già anticipato che dovevo incontrare i vertici dell'AICA, che ho fatto puntualmente. Non sono assolutamente però soddisfatto delle informazioni e di quello che è uscito fuori. Ho rappresentato le serie criticità che ci sono nella mia città e nella nostra città. Purtroppo la consortile che io mi sono trovato, quindi l'eredità che ho ricevuto, non è una delle migliori soluzioni per quanto riguarda proprio questa tipologia di servizio. Allora dovete sapere che in una società consortile ogni sindaco rappresenta un voto. Le decisioni vengono prese dal consiglio di amministrazione, quindi chiederò di essere audito al più presto dallo stesso consiglio di amministrazione affinché tutte le criticità che ci sono ad Agrigento, sia per quanto riguarda la distribuzione idrica, sia per quanto riguarda le rotture e tutti gli inconvenienti che vanno sorgendo giorno dopo giorno, vengano ripristinati e debellati definitivamente. E in ultimo voglio precisare che è vero che avevamo sottoscritto una convenzione con AICA nei mesi passati, avevamo già fatto degli interventi per 50.000 euro, 20.000 euro di espurghi e 30.000 euro di riparazioni, ma è anche pur vero che gli uffici poi hanno bloccato la stessa convenzione perché qualcosa non andava e si sta cercando di rimodulare. Voglio però dire ai miei concittadini, non voglio dare delle false aspettative, la situazione non è per nulla rosa e comunque io farò di tutto per soddisfare le esigenze di Agrigento.
Anche quest'anno, in concomitanza con le festività natalizie, rimane regolare la raccolta rifiuti ad Agrigento. Gli operatori ecologici di sede 6 infatti lavoreranno anche sabato 25 dicembre, giorno di Natale, per svuotare i mastelli dell'umido e quelli del vetro, in modo da impedire l'accumularsi di rifiuti, soprattutto dell'organico, durante le giornate festive. La raccolta dei rifiuti non verrà effettuata il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, perché si tratta di una domenica, e riprenderà regolarmente lunedì 27 dicembre con la frazione umida. Raccolta regolare ad Agrigento anche per sabato 1 gennaio. Le piogge cadute negli ultimi 30 giorni hanno riempito al massimo gli invasi, le sorgenti e i pozzi gestiti da Sicilia Acque. I volumi d'acqua accumulati sono sufficienti a scongiurare per tutto il 2022 quasi l'ipotesi di crisi idrica. Questa previsione, fatta dalla società che nell'isola si occupa del servizio di sovrambito, si basa sui dati raccolti negli impianti dislocati sul territorio regionale. Stesso discorso per le fonti profonde, pozzi e sorgenti, che hanno aumentato la loro resa, soprattutto quelle che si trovano sull'Etna, nelle Madonie e nei Monti Sicani. Le piogge di intensa e durata eccezionale hanno determinato anche disservizi, in particolare un aumento della torbidità dell'acqua di laghi e bacini artificiali dovuta alle ondate di piena dei fiumi, motivi per cui è stato necessario spegnere i potabilizzatori e interrompere le forniture d'acqua in diversi comuni. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Covid e variante Omicron, una nuova fase della pandemia, Sicilia verso la zona gialla. L'anno nuovo porterà i divieti, superati 2 parametri su 3 per il cambio di colore. Da settimane l'isola sfora il limite dei 50 casi per 100.000 abitanti, ma adesso si è superata la soglia del 15% di occupazione dei posti nei reparti ordinari. Ancora entro i limiti le terapie intensive, che con i dati del bollettino di ieri sono però arrivate a sfiorare il 9% di occupazione. C'è il servizio. È il giorno delle nuove misure del governo per contenere l'aumento dei contagi innescato anche dalla variante Omicron. Green Pass, mascherine e tamponi, attese le nuove decisioni. Alle 9.45 la cabina di regia sulle nuove misure di contrasto alla pandemia. Alle 15 il premier Mario Draghi riunirà poi la cabina di regia sul piano nazionale di ripresa e resilienza per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. Ieri ci sono stati 36.000 casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata. Intanto in Sicilia altri 6 comuni vanno in zona arancione dal 24 al 31 dicembre. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci su proposta del Dipartimento regionale ASOE. La variante Omicron intanto apre una fase nuova della pandemia. Va presa ogni precauzione possibile per fermare la corsa del virus, ha detto Draghi, ma quali sono di fatto le restrizioni certe, quelle invece che sono attualmente solo possibili e rimandabili. La nuova stretta potrebbe anche andare in più direzioni: durata del Green Pass tagliata a 6 mesi, booster 4 mesi dopo la seconda dose, tamponi anche ai vaccinati per grandi eventi a partire dalle feste di Capodanno, ritorno persino allo smart working e forse la vaccinazione obbligatoria per altre categorie di lavoratori, fino alla possibilità di allargare il Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. In ogni caso l'accorciamento della durata del Green Pass, oggi dura 9 mesi, non scatterà da subito, perché altrimenti almeno 3 milioni di italiani rischierebbero di veder scadere il certificato già a fine anno e altri milioni nelle prime settimane di gennaio. Il taglio della durata del Green Pass entrerà in vigore non prima del 15 gennaio prossimo, a fine gennaio addirittura, per dare il tempo agli italiani di fare la terza dose. Oggi, a seconda della regione in cui si vive, chi prova a prenotare la terza dose riceve appuntamento
dopo settimane. L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso, lo valuteremo, ha detto ancora Draghi. Sul fronte dei tamponi, chi è vaccinato ma non ha ancora fatto la terza dose potrebbe dover ricorrere al tampone per partecipare a maxi eventi, concertoni, veglioni e andare a ballare in discoteca. Già a partire da Capodanno, secondo alcuni quotidiani, torneranno in tutta Italia le mascherine all'aperto e non più solo in caso di assembramento, come già previsto dal precedente decreto. L'obbligo era stato anticipato da molti sindaci e governatori. Al chiuso invece in cinema, teatri, sui mezzi pubblici e nei luoghi di lavoro si pensa di introdurre dispositivi di protezione individuale più sicuri, ovvero mascherine FFP2. L'Unione dei Consumatori ha chiesto che se saranno obbligatori il prezzo venga almeno calmierato. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il governo starebbe pensando anche di anticipare la terza dose da 5 a 4 mesi. L'ipotesi già esaminata a livello tecnico e per la quale si attende il via libera dall'AIFA sarebbe di prossima approvazione. La decisione sarebbe legata all'opportunità di rafforzare la risposta immunitaria anche in seguito all'arrivo di quest'ultima variante. Il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri dice: sappiamo che a 5 mesi cala l'efficacia del vaccino, magari si potrà anticiparla o ci sarà la possibilità di prenotarla per alcune fasce d'età. Sul fronte dei colori delle regioni a rischio la zona gialla dal 27 prossimo, anche il Piemonte. Ma ricordiamo che la differenza tra zona bianca e zona gialla è solo l'obbligo di mascherina all'aperto. Di fatto, dopo la stretta di oggi, tutto il paese, con le nuove misure del governo, andrà praticamente in zona gialla. A San Vito Lo Capo è inaugurata la Porta del Mare. Vediamo. Si inaugura un'opera tra le più grandi d'Europa su campi da gioco. Un bellissimo giorno perché arriviamo alla conclusione di un progetto che è la seconda edizione del San Vito Urban Art per ospitare nel nostro territorio, attraverso delle iniziative di riqualificazione, delle vere e proprie opere d'arte come quella in cui ci troviamo oggi e che stiamo per inaugurare. Tra le più grandi d'Europa, un'opera di quasi 2000, di poco meno di 2200 metri quadrati che oggi restituiamo alla comunità, ai nostri ragazzi, perché ritorni ad essere l'angolo da gioco che tutti hanno conosciuto, ma sicuramente con una marcia in più, che è quella di un'opera d'arte di livello sicuramente internazionale che Alesenso ha voluto donare a questo territorio e a questa comunità. È un abbraccio tra due entità metamorfiche che rappresentano il mare e la terra e si abbracciano sul bagnasciuga, quindi le due figure hanno lo sguardo rivolto all'infinito, come se fossero dunque parte della stessa natura, dello stesso territorio. Sulla rappresentazione poi diciamo che sono stati rappresentati vari elementi naturali che appartengono al luogo ed è stato fatto uno studio molto attento sui colori, in modo tale da integrare l'opera gentilmente all'interno del contesto. Sono state usate delle resine bicomponenti all'acqua e il tipo di lavorazione è un tipo di lavorazione a secco che prevede dei tempi abbastanza lunghi di asciugatura tra un colore all'altro ed è per questo che ci è voluto parecchio tempo per realizzarla. Facciamo un applauso ad Alesenso, che è questa grande artista che ci ha donato. È un'opera che ha una valenza importante per San Vito Lo Capo, un messaggio che lancia ancora una volta al mondo. Questa opera d'arte, il cui titolo è La Porta del Mare, la cultura dell'accoglienza, dello stare insieme. E credo che in questo momento particolare è più che attuale questo messaggio, in cui abbiamo popoli che scappano dalle loro terre e che si trovano davanti muri e filo spinato. San Vito Lo Capo lancia ancora questo messaggio di apertura e di accoglienza. Non posso che essere contento come sindaco di questa comunità per aver creduto assieme ai miei collaboratori a questo progetto che quest'anno raggiunge il suo apice con quest'opera, ma non soltanto per la sua dimensione appunto, ma per il valore oltre che sociale, ma per il messaggio che trasmette. Nuovo appuntamento con la mototerapia. Motorlife ad Agrigento, a Villa Bonfiglio, porta in moto bambini e ragazzi con disabilità. Arturo Cantella.
Assessore Vaccaro, oggi una mattinata in compagnia di tanti ragazzi che con la mototerapia sicuramente arricchiranno la loro giornata e avranno un'esperienza, diciamo, per loro importante. Sì, abbiamo voluto chiudere quest'anno con questo evento ad Agrigento, alla Villa Bonfiglio, che credo si addice perfettamente. C'è anche uno splendido sole e ringrazio Rosario perché è merito suo che da anni si dedica alla mototerapia. E la mototerapia è qualcosa che sicuramente regala un momento di gioia a questi bambini che purtroppo sono dei bambini sfortunati perché hanno delle disabilità varie e quindi riescono a socializzare poco, ma grazie alla mototerapia noi magari riusciamo a regalare un sorriso e una gioia a un'intera famiglia e di questo ne vado fiero. Mi dispiace che non ci sia l'assessore Vullo per problemi suoi personali, ma spero verrà più tardi perché si è impegnato molto per avere tutte le autorizzazioni e realizzare questo evento e quindi sicuramente il merito va anche a lui. Ma come ha detto Rosario poc'anzi stiamo cercando di intraprendere un protocollo d'intesa per istituire ad Agrigento delle giornate fisse dedicate alla mototerapia e quindi a questi bambini. Ecco, oggi un'iniziativa sotto le feste di Natale qui a Villa Bonfiglio, ecco, fattivamente cosa state facendo? Oggi portiamo nuovamente la mototerapia ad Agrigento, i piccoli supereroi avranno l'ebbrezza e proveranno l'ebbrezza di venire in moto con me e sentiranno l'adrenalina, il senso di libertà qui in questa moto. Avete in previsione altre iniziative sempre qui in città sotto le feste? Abbiamo un fittissimo appuntamenti e calendari insieme anche in collaborazione all'amministrazione comunale che ringrazio. Tutto il 2022 stiamo iniziando a creare degli eventi mensili proprio per non lasciare soli i ragazzi, le loro famiglie e portare avanti sempre più l'inclusione sociale. Ecco, quanto è importante la mototerapia anche da un punto di vista neurologico? Guardi, è importantissima perché questi bambini dopo un evento di mototerapia sono più rilassati, sono più tranquilli, i genitori ci dicono che hanno un feedback positivo, quindi avanti tutta, viva la mototerapia. Assessore, anche lei è presente a questa iniziativa? Ma queste sono delle iniziative che l'amministrazione comunale continua a sposare perché attraverso, diciamo, quella sensibilità particolare che dobbiamo mettere in campo tutti rispetto a questi temi, ma soprattutto rispetto all'aiuto e all'accoglienza a quelle associazioni come Motorlife che fanno mototerapia. Io ho avuto l'opportunità di conoscere questi ragazzi che fanno un lavoro straordinario, sono rimasto veramente particolarmente colpito da questa attività di aiuto ai soggetti disabili che attraverso questo sport, attraverso la mototerapia riescono a realizzarsi, anche a realizzare un sogno, ad allontanare alcune diciamo, negatività che sfortunatamente sono legate alla disabilità e quindi noi come amministrazione comunale, il mio assessorato alle politiche sociali in collaborazione con l'assessorato sanità con il dottore Vaccaro saremo sempre attenti e cerchiamo anche in futuro attraverso queste iniziative di essere vicini a questo tipo di categorie che sono delle categorie che vanno attenzionate e l'amministrazione comunale deve essere assolutamente sensibile e attenta a queste dinamiche. Calcio Serie D, girone I, Licata vince con il Castrovillari, i gialloblu salgono al 6° posto e in eccellenza l'Acragas tornerà a giocare il 9 gennaio contro Sciacca, ma adesso qualche giorno di riposo e per la semina del campo da gioco. Carmelo Lentini. Si è disputata mercoledì scorso la 18ª e penultima giornata del girone I della Serie D, ultimo turno del 2021. Soltanto la capolista Cireale delle squadre di testa non vince, mentre tutte e tre le inseguitrici, ovvero Gelbson, Lamezia e Cavese, hanno conquistato altrettanti successi. Per quanto riguarda l'unica squadra agrigentina di questo campionato, al 6° posto a 27 punti c'è il Licata di Pippo Romano, che ha superato largamente per 3-0 il Castrovillari e così raggiunge il Cittanova. Per i gialloblu che hanno giocato al Dino Aliotta le marcature sono state di Currò, Candiano e Samache. Ultimo giorno per quanto riguarda di lavoro per l'Acragas e poi si riprenderà il 27 dicembre per continuare la preparazione. In vista della ripresa del campionato,
di domenica 9 gennaio del 22 a Sciacca contro l'Unitas. Malgrado la sconfitta di misura rimediata ad Enna, la squadra appare serena e continua ad allenarsi con il solito piglio. Intanto, se sarà tutto riconfermato, in questi giorni si provvederà alla risemina del terreno di gioco, oramai ridotta ad una vera e propria trappola per le caviglie dei calciatori. Sul fronte societario non si registrano novità, ma l'intenzione è sempre quella di puntare decisamente a vincere il campionato. Pochi giorni ancora, entro il prossimo 30 dicembre, e si saprà se la società biancazzurra riuscirà a pescare nel mercato invernale qualche pedina che possa dare maggiore impulso all'intero assetto tecnico-tattico della squadra allenata da Pippo Anastasi. Invece, grazie ad una rete di De Luca, l'Enna si aggiudica la gara di recupero relativa alla 7ª giornata con il Monreale. Come si ricorderà, la partita che si era fermata per nebbia per regolamento federale si è giocata per 38 minuti, tanti quanti ne mancavano per raggiungere il 90°. Con questi 3 punti, ben 6 in appena 3 giorni, la compagine di Sebbi Catania raggiunge quota 22 punti. Per allinearsi alle altre squadre, l'Enna deve ancora recuperare altre 4 partite. I prossimi appuntamenti sono Enna Castellammare il prossimo 29 dicembre e Canicattì Enna il 5 di gennaio del prossimo anno. Poi ancora Enna Mazzarese il 12 gennaio e infine Parmonval Enna il 19 gennaio. Tutte queste gare verranno giocate di mercoledì. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.